parole ma fatti, è in ospite dei nostri studi delle Venezia, Franco Manzato, assessore all'agricoltura. Lo abbiamo invitato oggi in particolare per parlare di una polemica, anzi di un allarme che ha lanciato proprio Franco Manzato a proposito della mafia nel Veneto. Sì, è stata l'occasione che abbiamo pochi giorni fa affrontato quando è stato ricollocato il patrimonio della mafia del Brenta a disposizione dei comuni, dei cittadini, e questo abbiamo fatto una piccola riflessione sul fatto che spesso si affronta il tema della mafia o dell'infiltrazione mafiosa anche nelle regioni del nord e anche in Veneto solamente quando a cose avvenute. Invece bisogna ricordare, proprio da quel momento, bisogna ricordare che la mafia, l''ndrangheta è presente fortissimamente anche qui, perché dove c'è una regione ricca ovviamente la malavita è sempre presente. Quindi nel Veneto orientale infatti è emerso, no? Lo scorso anno sono stati trovati degli agganci. E quindi bisogna sempre tenere la guardia alta e far sentire soprattutto da parte non solo della politica ma anche dei cittadini la nostra vicinanza alle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine, la magistratura su questo campo sta lavorando moltissimo e forse è il caso di far sentire che siamo vicini rispetto a quello che stanno facendo, perché stanno proteggendo non solamente la nostra economia ma anche la nostra incolumità. Ovviamente non è grave come al sud, ma la presenza c'è e questo significa proteggere anche i nostri imprenditori, perché in momenti di difficoltà a volte si rivolgono a finanziarie fasulle che in qualche modo li mettono anche in KO in termini poi di interessi e altre diciamo, cose di questo tipo. Quindi sapere che esiste questo male, questo cancro, e che tutti insieme dobbiamo in qualche modo affrontarlo. Loro si muovono nei cantieri edili, si muovono appunto nel mondo finanziario, si muovono poco nell'agricoltura. Potrebbe essere un deterrente puntare di più su questo settore? Beh, diciamo che noi ancora non abbiamo percepito in Veneto questo tipo di settore nell'agricoltura, però le ecomafie, le agrimafie esiste come anche su questo anche settore agricolo a livello italiano, a livello anche superiore, la presenza della mafia c'è come. Ecco, dobbiamo sempre tenere occhi bene aperti e ogni volta che succedesse qualche piccolo indizio riferire alle autorità sicuramente, proprio perché è un modo per proteggerci. Ecco, abbiamo quindi lanciato anche un appello, chi può parlare parli. Questa è una regione in cui ancora l'omertà esiste poco ed è bello sfruttarla finché si può, finché ancora non c'è paura. Fidarsi, no? Delle forze dell'ordine. Certo, grazie Franco Manzato, continueremo ancora con altre pillole a proposito di agricoltura.